Ciao Patavini, ho lasciato Porta Savonarola alle nostre spalle perché ci hanno invitato a provare un locale moderno e accogliente con piatti abbastanza interessanti. Andiamo! Grazie per il calice, bollicina di prosecco che sta sempre bene per accompagnare appunto la freschezza di questo sushi. Sono veramente incantato da questo giradischi, girapiatti che abbiamo per voi patavini. È arrivato questo profumatissimo perché si sente molto profumo riso basmati con appunto frittata, vedo dei gamberi, vedo delle verdurine in mirepoix e adesso vado all'assaggio. Anzi no, poi stanno arrivando altri piatti. Pian piano il nostro tavolo si sta riempiendo con i piatti dalla cucina. Sono arrivate alcuni piatti della griglia, piedini di salmone, i nostri scampi e i ravioli di seppia e di manzo. Visto che non so scegliere da che piatto partire, andrò in ordine d'arrivo. Partiamo con il nostro riso. Le verdure sono cotte veramente alla perfezione. Nell'insieme è veramente un piatto eccezionale. Questo qua potrebbe essere il mio pranzo tutti i giorni. Il gambero è molto buono, mi sembra c'è un pizzico di curry anche. Ci sta, un bel tocco, interessante e nuovo. È arrivato un piatto molto interessante con l'effetto ghiaccio secco, è sempre bello da vedere anche al tavolo. È una bella composizione, vedo del sashimi misto, vedo degli scampi crudi, vedo un'ostrica interessante, dei gamberi rossi di Mazara, dei nigiri molto interessanti con uno al tonno e wasabi quello originale, non la crema che si trova spesso in giro, ed un paio di gunkan. Gunkan time. Io voglio assaggiare questo qua però, con tonno e i pezzettini, vedete, della radice di wasabi. Molto fresco, la radice mi piace tantissimo. È un sapore ovviamente deciso che credo conosciate tutti, però quello originale non ha niente a che vedere con la crema e la purea che trovate in alcuni posti. È arrivato il momento dell'ostrica, anche questa ha delle radici di wasabi e delle perle che onestamente non so dirvi cosa sono. Proviamo a vedere l'assaggio. Avevo detto perle perché sono nell'ostrica, saranno delle uova di pesce, ma non riesco a distinguere così di che pesce sono. Non avevo mai mangiato un'ostrica con il wasabi. Mi piace molto, ha un sapore che ho riscoperto, anche l'uovo lascia quel sapore di mare interessante che non va a sovrastare quello dell'ostrica perché si sente comunque il profumo e il sapore dell'ostrica, era veramente buona. È arrivato tutto il mix di speciali. Il problema è che io non so esattamente cosa sono gli speciali, quindi adesso andrò a indovinare. Ci sono degli osamaki al salmone, vedo degli uramaki con salmone avocado, del gambero crudo, del credo guacamole o comunque dell'avocado schiacciato con della scorza di lime, vedo del jalapeno con delle uova di lompo credo e del surimi. Quello non so cos'ha ma mi interessa molto, c'è della credo capasanta, tonno crudo capasanta, radici di wasabi e all'interno non so cosa ci sia. E qui abbiamo del salmone con dell'avocado e un uramaki classico. In realtà era un pomodorino, non un peperoncino, però comunque era molto buono. Adesso noi ci dilettiamo un po' nell'assaggio, poi è venuto nel video. Adesso ci dilettiamo un po' nell'assaggio, poi vi dico un po' i sapori e quello che ci piace di più. Questo è super fresco e molto molto buono. La scorza di lime a me piace tantissimo, veramente bello questo, bello e buono. Ho scoperto cos'ha quello misterioso, degli asparagi verdi dentro. Guardate, oltre a essere molto bello e anche molto buono, ha del tonno, anche semiscottato. Mi sembra una capasanta, una salsina un pelo piccantina e la radice di wasabi. Davvero unico, uno tra i primi posti di questo piatto. Sono arrivati al tavolo altri 3 piatti speciali e sono molto curioso di provarli. Pane anguilla, molto curioso soprattutto di provare questo. Baia artica, anche questo mi incuriosisce. E poi c'è il tofu exotic, che ha del salmone scottato, una salsa a quanto pare esotica e del gambero crudo, sempre finito con erba cipollina. Pane e anguilla, io devo assaggiarlo. Molto interessante questo piattino, questo finger. Unica pecca che l'abbiamo fatto raffreddare per fare il clip, perché altrimenti col pane bruscato appena tolto dalla fiamma sarebbe stato veramente un crostino speciale. Però molto buono, un bel abbinamento, un bel connubio di sapori, una bella sinfonia al palato, mi piace. Vado con la nostra baia artica, anche questo piatto mai visto. È buono, è molto interessante. È un mollusco che somiglia a una vongola, per farvi capire, molto più grande, infatti il frutto, il mollusco è molto più grande. È un piatto super interessante, non avevo mai mangiato il fasolare. Adesso faccio quest'altro boccone e poi proseguiamo la nostra cena e la nostra narrazione. Io vado con le mani perché a me piace mangiare con le mani per gusto e consistenza. Il nostro tofu exotic. Abbiamo dei cubetti di tofu fatti alla piastra con appunto del salmone scottato, un po' di salsa teriyaki e anche spicy, che adesso l'ho vista, un po' di gambero crudo, sempre scorza di lime a coronare il tutto e a dare un po' quel pizzico di acidità e di spinta al boccone e l'erba cipollina. Vado.
Molto buono e anche abbastanza sorprendente perché il tofu è ben crostizzato, c'ha una bella crosta all'esterno che non è troppo invasiva ma allo stesso tempo si sente. Il centro del tofu è molto morbido e il mix di ingredienti sopra dà una bella spinta al palato e un gusto veramente deciso, spinto e molto buono. Non faccio in tempo a spiegarvi un piatto, le emozioni del mio palato, quello che ho sentito io, e il palato è soggettivo, ricordatevelo, che è arrivato questo taco di manzo, è una tartare di manzo con una salsa credo teriyaki, della stracciatella, erba cipollina e tartufo. A me piace il tartufo. A me piace moltissimo il fusion che c'è tra la cucina appunto orientale e l'Italia, perché in realtà, per carità, la tartare di manzo non c'è solo in Italia, però anche appunto la stracciatella e questo mix di sapori al palato è veramente buono. Mi piace moltissimo perché la croccantezza del fritto del guscio, la morbidezza della tartare, la salsa, la freschezza della stracciatella, il tocco in più del tartufo, veramente un bel boccone. Stavo per raccontarvi il pad thai con questo ciuffo di prezzemolo un po' agene la presentazione per i miei gusti e sono arrivati un sacco di piatti. Carpaccio di tonno, carpaccio misto che è molto bello con anche scampi del passion fruit. Poi è arrivato il tagliolino allo scampi, ragazzi, che è un carpaccio di manzo scottato con della maionese, salsa ponzu, tartufo e erba cipollina. Il tavolo è pieno, adesso andiamo all'assaggio. Questo sarà un boccone difficile, quanto è stato difficile prendere questo boccone, però vado. È interessante il pad thai così perché è ispirato alla Thailandia, però con i condimenti che di solito troviamo nei ramen e nei noodle. Molto interessante. Molto buono, probabilmente appena arrivato sarebbe stato ancora meglio, sempre per il discorso del tiepido, però mi è piaciuto un sacco. Io non vedo l'ora di assaggiare in realtà questi carpaccetti, quindi adesso vado. C'è anche della stracciatella, passion fruit, tartare, non è tartare, è carpaccio, scusate. Questo carpaccio misto mi piace tantissimo perché a me piace molto il passion fruit, c'è appunto la stracciatella e c'è anche dell'olio d'oliva molto buono, anche questo un piatto fusion tra le nostre origini, le nostre culture e la loro. Poi c'è questo che non ha il passion fruit, ha le scorza di lime al posto appunto del passion fruit, sempre della burrata dei pomodorini a dare freschezza e sempre dell'olio buono, vedo. Due piatti simili ma dai sapori veramente differenti e non saprei dirvi quale tra i due ho preferito. Ragazzi, siamo pieni e assetati, quindi rifocilliamo le energie dei videomaker, anche le mie, e dopo si va. Vado. È arrivato il momento dei tagliolini agli scampi, ragazzi. Anche questa è una serata fusion all'insegna appunto del connubio tra Italia e Oriente. Mi sono fatto portare la forchetta non per questo, ma perché li mangio più comodamente. Posso dire, ragazzi, che cetrioli a parte, se me li avessero portati in un ristorante davanti al mare non avrebbero stonato minimamente, anzi sono molto più buoni di altri ristoranti. Non mi sarei mai aspettato di mangiare un tagliolino agli scampi così buono qua. C'è anche il sugo fatto veramente bene, c'è il pomodoro, c'è anche la parte di soffritto che si distingue, cioè notevole, incredibile ma vero. Stanno volando. Allora, riflesso a parte nigiri e gunkan, a parte che volano sul riflesso della vetrata, abbiamo deciso di concludere la nostra cena con il mix di nigiri speciali e il mix di gunkan speciali. Ce ne sono tantissimi di tutti i tipi, non sarò qui a spiegarli, noi ci godiamo questo piatto. Spero vi sia piaciuto questo video, questi abbinamenti, questi sapori, questo fusion, l'eleganza di questo locale perché rispecchia quello che si vede nell'atmosfera anche nei piatti. Noi adesso ci godiamo questa selezione speciale, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Anche se in fase calante sia delle mie palpebre per la stanchezza e il cibo che abbiamo mangiato e del sole esterno, ci tenevo a segnalarvi quanto poco riso e quindi quanto ben fatti sono questi nigiri. Veramente bella questa cosa, a parte che è veramente un bel nigiri, ma poi è molto bella e vado con le mani perché il nigiri e sushi si può mangiare anche con le mani, che appunto essendo un all you can eat abbia dei nigiri così autentici in realtà, anche se non sono mai stato in Giappone, quindi scopriremo l'autenticità vera quando andremo in Giappone, però appunto poco riso e tanto pesce.